per la linea con noi il portavoce del fronte friulano Claudio Boaro, al quale chiediamo subito, insomma, il tema della settimana sono le UTI. Allora Boaro, le novità quali sono? Sono che la fumata è sempre più nera e il bosco brucia. Le novità di questa, intanto buonasera a tutti, le novità di questa settimana sono sotto gli occhi di tutti. La signora Deborah Serracchiani, nostra governatrice, nei primi tempi è riuscita a far digerire a buona parte dei propri rappresentanti nelle istituzioni comunali quello che avevano in mente, le UTI fatte in un certo modo. Adesso che questi qua, i sindaci in particolare, si rendono conto che il minestrone è troppo acido per poterlo digerire, cominciano a ribellarsi, cominciano a uscire le prime verità. Ho capito che... Sì, ma non è che forse l'oste ha fatto i conti senza i commensali? ho venduto la pelle prima di ammazzare l'orso o la nutria in questo caso, ecco. Però è evidente sotto gli occhi di tutti che quello che si sta facendo è un qualcosa contro gli interessi del cittadino, dove ci sarà ancora più burocrazia dell'attuale, si prefigurano nuove figure di dipendenti pubblici, quindi maggiori costi, minori servizi, più farraginosi, perdendo l'identità dei comuni. Questa è una cosa vergognosa. Quando è stato chiarissimo in tantissime analisi che il comune tipo, quello che funziona bene e che in rapporto a quello che costa il servizio dà ottimi servizi in base alle tasse, certo, si aggira dai 10 ai 15.000 abitanti. Senta, però si voleva, diciamo così, con questa operazione riqualificare le province con nuovi enti, però da un direttore generale, da un segretario generale si creano 17 direttori, 17 segretari e molti gettoni, questo è il discorso. Esattamente, disorganizzati tra loro, andando a tagliare zone artigianali, industriali, agricole di qualità, turistiche, in maniera proprio con un bisturi, senza remissione di niente proprio. E c'è qualcosa che non va, non qualcosa, c'è tutto che non va. Noi ribadiamo come Fronte Friulano, l'ideale era lasciare i comuni grandi, già che si gestiscano da soli, certo, portare nell'arco di 5-6 anni, diciamo pure entro il 2020, non abbiamo paura a dire le date, entro il 2020 certo, i comuni piccoli dovevano accorparsi, fare fusioni, gestire come meglio credevano, portandosi almeno a 10.000 abitanti. Per concludere, perché siamo già fuori con l'orario, come si dice dalle mie parti, è talmente clare che va fu pai poco, bravo. Grazie a Claudio Boaro, la linea torna a Pordenone al nostro vice direttore. Grazie Omar. La campagna veneziana protagonista all'Expo, una giornata intera ai padiglioni